Che significato avevano le stelle alpine per lei e per le donne della sua generazione? All'epoca avevano un buon significato perché era, come dire, quel periodo che durava, erano anni molto magri, tristi, nel senso, non era che guadagnavi in ogni... in quel periodo là riuscivi a portare a casa qualcosa, mm, qualche lira, insomma, qualche... Quante stelle alpine ci volevano per fare uno stipendio? Diciamo che se avendo la fortuna di trovare il posto, diciamo, no? Potevi 1000 stelle alpine, dico che si facevano mazzetti pian mano, così. Pian mano, poi li avvolgevi col filo d'erba, no? E facevi questi piccoli mazzetti, magari 40, 50. All'epoca, prima di me era mia mamma che raccoglieva, allora era un solo che si poteva portare queste tele alpine che lui le commerciava. E noi non abbiamo mai capito che cosa facesse. Lui aveva delle donne che impacchettavano sulla carta, le mettevano a seccare e tutto quel lavoro là. Però finché non sono arrivati quelli del Friuli, noi non sapevamo neanche che altre persone si interessassero. Poi è venuti quelli del Friuli là, io non so bene, del Gais mi sembra che fossero. Era il maestro, erano altri, e si facevano concorrenza. Allora non occorreva più, quando venivi giù dalla montagna, dopo partire da Fais, che è molto in su, e attraversare e andare a Nove, dove era questo qua che raccoglieva tutte quelle stelle alpine, era un doppio lavoro. Dopo che hanno incominciato a venire questi qua, è stato più comodo e si facevano anche concorrenza e riuscivi anche a guadagnare un po' di più, insomma, perché allora io ti do 1000, io ti do 1200, era i soldi che interessavano, non era la persona in sé. E chi ti dava di più, le davi meglio offerente, no? Voi quindi andavate a raccogliere le stelle alpine in un determinato periodo? Sì. Quindi che andava da luglio? Fino a metà agosto, sì. E è diventata un po' più semplice perché prima era anche più complicato da quando abbiamo avuto la concorrenza di quelli che venivano. E così si trovava quello che si poteva, ma era tanto da camminare perché era un posto che era una meraviglia, perché era tutte stelle alpine, un prato bianco. Però quelle avevano il gambo corto. Era un po' difficoltoso fare i mazzetti perché stavano troppo appiccicate e così. E poi non era che dappertutto, giravi in un posto e in un altro finché trovavi quello che, sì, se ce n'era le trovavi, insomma. La montagna era ampia e potevi camminare sui posti così che ti sembrava forse là ce n'è, forse di qua ce n'è. Andavi alla ricerca, non è che vai là e sicuramente lo trovi. Perché se tu le raccoglievi, no? Quando venivano a ciuffi, anche a una, a tre, a cinque e anche a ciuffetti, 7, 8 e così. E diciamo che quando per esempio, quando sono fuori belle le raccogli, le tiri da basso, l'anno dopo loro fioriscono bene, se invece rimangono là quelle dell'anno prima, l'anno dopo fanno poco e niente. Sicché è andata distrutta la stella alpina con quel coso. Dopo c'era un'altra cosa che le faceva crescere bene così. Erano le pecore che pascolava, erano le mucche che pascolava e quindi il prato era pulito. E le stelle alpine crescevano quasi ovunque, diciamo, nei territori. Poi, da quando non hanno più permesso di raccogliere, mi credo che siano sterminate perché qualche volta che andavo su in montagna non le vedevo più, insomma, come prima. E così è finita anche le stelle alpine. Esatto. Le abbiamo, come si dice?
abbiamo goduto, se si può dire così, perché non so neanche quale definizione usare, quel periodo che è durato un po' di anni, Avete sfruttato perché no, no, ma è stata più lunga la storia, perché mia mamma, prima di me, andava anche lei, però era solo questo signore che raccoglieva, perché come dicevo prima, non sappiamo neanche dove le facesse. portava, che commercio che aveva e quelle cose là.